Siamo qui con Cristina Bellemo, premio Andersen 2021, migliore scrittrice. Siamo onoratissimi e felicissimi di averla qui, anche perché siamo ancora più onorati perché è nostra concittadina, quindi una bassanese che vince questo premio, il più ambito premio per gli scrittori che si rivolgono al pubblico più giovane, dei bambini e dei ragazzi. Quindi felicissimi, tantissimi complimenti. Che cosa ha significato ricevere questo premio per te, Cristina? Sicuramente una gioia grande, perché è un riconoscimento un po' a tutto il percorso, a tutto il mio percorso e un aspetto felice di questi giorni è sicuramente questo abbraccio di bene, di affetto, di vicinanza, di partecipazione che mi sta raggiungendo e che è veramente un tesoro prezioso da custodire anche nel ricordo e che mi fa ricordare tanti momenti belli, tante esperienze preziose vissute accompagnando le mie storie. E la settimana scorsa la Biblioteca di Bassano ha festeggiato i 10 anni dall'apertura di questa nuova sede che credo per noi come bibliotecari, ma per la città ha significato molto, l'apertura di uno spazio, la possibilità di accogliere un pubblico molto eterogeneo, moltissimi bambini, famiglie, eccetera. Per te che cos'è la biblioteca? Le biblioteche per me sono dei luoghi preziosissimi, dei luoghi necessari e la biblioteca della mia città è un luogo che mi è specialmente caro, dove sono accadute tante cose intorno alle storie. Io ho incontrato qui tante persone che fanno del raccontare le storie il loro lavoro, la loro passione e qui è stata per me l'occasione di incontrarne tante, di vivere tanti momenti così legati alla cultura, alla letteratura, all'arte e direi che è un luogo preziosissimo anche per la nostra famiglia. I miei figli qui hanno trascorso dei tempi molto lunghi. Eh, per Cecilia è stato in certi momenti davvero uno dei suoi luoghi, una delle sue case, così anche per Sebastiano in certi momenti. Quindi è proprio un luogo prezioso, è un punto di riferimento dentro la nostra città che io amo, amo la mia città, amo questa biblioteca, certamente sono felice di poterla raggiungere e di poterla frequentare. Grazie Cristina. E se dovessi fare un augurio alla biblioteca, appunto che ha compiuto 10 anni? Beh, è un compleanno importante e sorprendente per me, perché mi sembra veramente così un tempo piccolo da quando è stata inaugurata, da quando è stata aperta, però nello stesso tempo anche un tempo lunghissimo. E l'augurio, dopo questo periodo che abbiamo vissuto, in cui questi luoghi hanno dovuto rimanere chiusi, è di tornare a essere un luogo accogliente e di tornare ad essere lo spazio dove può esprimersi l'immaginazione, l'incontro con le storie, la possibilità di tenere fra le mani i libri e che questo possa continuare come, come dico per la mia scrittura, che è un desiderio per me che continui per sempre, che continui anche qui, insomma, a essere a lunghissimo tempo un luogo accogliente. Grazie Cristina e complimenti ancora. Grazie di cuore a voi, grazie per l'ospitalità che sempre avete dato alle mie storie, ai miei libri e per la cura. Grazie davvero di cuore.